Domani sono a Pontida, nel Pratone, insieme a tutti i militanti sostenitori, ad ascoltare le linee guida del nostro partito. Ma nel Pratone o sul palco? Perché No, c'è chi dice... io sono un militante e quindi starò nel Prato insieme agli altri militanti. Niente palco per Mario Conte al raduno della Lega a Pontida. Il sindaco di Treviso, pur tra i leghisti in rampa di lancio, preferisce il prato affollato di militanti. Quindi troverà Caner, perché Caner probabilmente sarà sul Pratone. Io incontrerò tutti i militanti che parteciperanno, speriamo di essere davvero tanti. Federico Caner, ma anche Roberto Marcato, dunque tra i militanti di Pontida, col trevigiano Giuseppe Paolin che non risparmia una frecciata all'assessore regionale all'agricoltura. Ha versato 500.000 euro, che mi sembrano tanti, ma se ne ha versati 500.000 ci dica quanti ne ha incassati. Quindi per il resto sul palco non ci stanno tutti, è bene stare fra i militanti. Che sul palco salgano per il Veneto il segretario Alberto Stefani e il presidente della Camera Lorenzo Fontana dice è sufficiente. Per i veneti il tema resta l'autonomia, proprio Paolin si è fatto promotore della realizzazione e della distribuzione delle magliette dedicate all'attesa riforma, un chiaro messaggio ai vertici del partito. Col referendum si è messo un pilastro importante sull'autonomia, però sapevamo che da lì in avanti la strada era ancora lunga per ottenere l'autonomia. Quindi domani a Pontida, e la maglietta ne è il testimonial, poi c'è anche lo slogan della giornata che per i veneti è coloriamo il prato con i colori della nostra bandiera, i colori dell'autonomia, quindi per sottolineare insomma, il percorso per l'autonomia. Autonomia, viaggio audace, come si legge sulla t-shirt che Paolin invita anche i non veneti a compiere. Noi abbiamo un compito che è quello di convincere gli altri che l'autonomia fa bene a tutti, non fa bene solo al Veneto. L'autonomia non toglie nulla agli altri, anzi permette di amministrare risorse in maniera più intelligente e più efficace. Autonomia o elezioni è anche la scritta sullo striscione con cui un centinaio di giovani della Lega sono entrati nella tensostruttura allestita a Pontida con fumogeni verdi e bandiere di San Marco al grido di Veneto libero e secessione. Con loro anche i giovani lombardi con le medesime rivendicazioni.